Ciao ragazze, buongiorno! Rieccomi con un nuovo tutorial. Toc toc, toc toc. C'è nessuno? Sì, lo so che ci siete, lo so, e siete tantissime. Il nostro canale sta crescendo. Grazie, 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 grazie. Oggi vi presento un tutorial davvero facilissimo. Ma chi ha spento la luce? Aiuto! Ecco il tutorial di oggi. Che ne pensate? Avete capito di cosa si tratta, vero? Sono delle lanterne super riciclose e oggi ve ne presento 4. Per questo tutorial gli ingredienti sono pochissimi. Barattoli di vetro, sale, sale fino o sale grosso, glitter del colore che più vi piace, colla vinilica. Serviranno poi anche degli adesivi, come questi qui, ok? Io li ho colorati di nero perché sullo sfondo si vedono meglio, ma se non trovate gli adesivi potete tranquillamente cercare delle immagini su internet, quelle che più vi piacciono, stamparle, ritagliarle e seguire il procedimento che vi insegnerò nel tutorial. E poi c'è anche questo, guardate. Insomma, questa luce che va e che viene, però io voglio mostrarvi le mie lanterne. Questa è la lanterna con effetto ghiacciato. Abbiamo poi anche il secondo tipo di lanterna ghiacciata, però a questo ho aggiunto anche del sale grosso. E poi ci sono quelle glitterate, stesso procedimento, quindi colla vinilica, ma anziché il sale ho utilizzato del glitter, in questo caso color argento, e poi delle decorazioni natalizie. Esiste poi anche la versione senza adesivi. Allora, credo di aver parlato abbastanza, vi ringrazio perché siete sempre così carine e gentili. Mi raccomando, realizzate le nostre lanterne, tanti commenti, tanti like e iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando anche sulla campanellina, così vi arriveranno tutte le notifiche. E guardate che ci sono tantissimi altri video in arrivo natalizi, tantissimi, super facili, veloci, 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 last minute. Adesso vi saluto davvero, io sono già in piena atmosfera natalizia. Un bacione a tutte quante, a tutti quanti, perché ci sono anche tantissimi ometti, e vi do appuntamento al prossimo tutorial. A prestissimo, ciao!
Ciao!